Città ed università sono le due istituzioni più antiche del nostro paese. Hanno avuto sempre una relazione molto forte, hanno vissuto praticamente in simbiosi e quando oggi noi pensiamo a una delle nostre città, pensiamo sempre all'università che ospita. La presenza di atenei grandi, medio, piccoli, generalisti, multidisciplinari, monodisciplinari, in città piccole, medie e grandi permette davvero di raggiungere quella coesione sociale e quel sviluppo democratico che caratterizza il nostro Paese, attraverso delle azioni di scienza partecipata, delle azioni che misurano l'impatto che la ricerca, la formazione e la cultura, insieme alle istituzioni locali, possono portare per il miglioramento del benessere e della vita di tutti noi. Il rapporto tra le università, gli 85 atenei e i comuni nei quali i campus si trovano è un rapporto fondamentale per lo sviluppo del Paese. Rappresentano il luogo dove si crea competenza, dove si crea conoscenza, dove si crea cittadinanza delle comunità. Comuni ed atenei riescono ad arrivare ai cittadini con un miglioramento del benessere, della qualità dell'aria, nel disegno della città del futuro, di una mobilità più sostenibile. E se noi guardiamo al futuro, un futuro che è sempre più veloce, sempre più digitale, sempre più capace di interpretare il cambiamento, le università diventeranno sempre più importanti e il coordinamento tra città e università che è stato messo in campo da ANCI e CRUI è uno strumento molto importante per governare le politiche del futuro. Insieme possiamo cambiare e migliorare le nostre condizioni di vita.